Presidente Marano, a meno di un mese dall'inaugurazione del polo intermodale di Ronchi, qual è lo stato dei lavori? Assolutamente in linea con il cronoprogramma, inaugureremo il 19 marzo, rendendo poi fruibile l'infrastruttura il giorno successivo. È in via di ultimazione la passerella che collegherà la stazione all'aeroporto. Abbiamo visto un lavoro anche estetico importante. Sì, abbiamo dovuto conciliare funzionalità ed estetica, grande attenzione al dettaglio, grande attenzione ai colori del territorio e quindi pensiamo di offrire ai nostri utenti un'infrastruttura moderna e facilmente accessibile. Presidente, un cambiamento epocale per i clienti, chiamiamoli così, che dovranno raggiungere l'aeroporto da Trieste e da Udine. Meno di mezz'ora in treno con un costo anche accessibile. Sì, vorremmo che questa piattaforma diventasse un po' l'hub per la mobilità della regione, concentrando qui tutti i mezzi di trasporto. Il fatto che si possa raggiungere in pochissimo tempo a costi accessibili dovrebbe rappresentare veramente un plus per tutta la nostra utenza regionale, ma non solo. Quindi una considerazione incoraggiante anche per quel che riguarda i dati. Un 2017 che si è chiuso in positivo, quindi con questa nuova struttura le possibilità di sviluppo sono ancora maggiori. Riteniamo di sì e riteniamo che questa infrastruttura nuova costituisca anche un ottimo presupposto per il processo di cessione delle quote da parte dell'azionista regione, rendendo questa infrastruttura particolarmente interessante per il partner industriale che noi ci auspichiamo di avere a bordo quanto prima.